Angela, il pane è pronto, adesso cosa facciamo? L'abbiamo tirato fuori, è venuta una meraviglia, è proprio brillante, biondo. Una volta dicevano che il pane se era biondo era meraviglioso. Ora dal forno l'ho tirato fuori, lo vado a condire. Guardate bene com'è bello caldo, vado a mettere olio, origano e un pizzico di sale, ma io credo che il sale, guardate come vado a fare dei taglietti, così penetra l'olio, per così Ancora caldo caldo e fumante? fuma l'origano, l'olio, Olio d'oliva. ibleo, ibleo, qua siamo a Chiaramonte Gulfi, l'olio è magnifico, Questa è la festa L'olio. del grano. la festa del grano. Lo vado a mettere, lo giro, lo vado a schiacciare e voilà. E questo è il pane cunzato siciliano. Pane siciliano. Chi vuole può aggiungere anche un po' di peperoncino. Possiamo aggiungere delle olive, del peperoncino, qualsiasi cosa. Però guardate, io lo vado ad aprire, c'è il profumo del pane, l'olio e l'origano fresco, raccolto dai nostri uomini. Il miglior modo per chiudere questa serata speciale qui a Chiaramonte Gulfi. Allora, vi aspettiamo come ogni anno. Quest'anno spero questa sera e domani 14, che è la domenica, giugno, di chiudere in bellezza con voi e con tanti amici, perché per noi la festa del grano è donna. E qui si continua a lavorare, amici, guardate, si continuano a preparare le frittelle. Ma state continuando ancora a friggere? Ancora è come se fossimo che stiamo iniziando. Allora, amici, adesso non resta che assaggiare anche noi le frittelle e poi ne messo lo zucchero e anche la cannella per cambiare ancora più buono. Questa è la festa del grano, siamo a Chiaramonte Gulfi, nella piazza principale. Vi aspettiamo anche domenica. Ciao ciao, fateci sapere da dove ci state seguendo, a tutti voi buonanotte da questo bellissimo borgo in provincia di Ragusa. Katia, salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia, auguriamo naturalmente una buona notte, ma li invitiamo anche a domenica. domani 14 giugno, domenica, vi aspettiamo a Chiaramonte Gulfi. Si partirà alle ore 18 e si andrà avanti Sì, fino a tutta la sera? Fino a tutta la sera, sì. Non solo cibo, ma ci sarà anche uno spettacolo finale domani. Sì, ci sarà anche gioiellina, c'è tantissimi gruppi folk, corteo storico, una sfilata con i cavalli della scuderia Runza, domani veramente da non perdersi la festa del grano. Oggi abbiamo visto preparare il pane come una volta, Sì. Domani si continuerà, Si domenica? continuerà, certo, domani nuovamente. Sempre qui nella bellissima piazza di Piazza Chiaramonte Duomo. Gulfi. Allora, non resta altro che augurare a tutti buonanotte, li invitiamo Valentina perché è un'occasione da non perdere. Abbiamo gustato il primo piatto, adesso gustiamo anche Anche il qualcos'altro. pane caldo, assolutamente, Caldo. appena sfornato, ancora fumante e condito. Sono delle donne speciali, Tutte, quelle della... davvero, tutte brave, tutte belle, sorridenti, solari, ma soprattutto capaci di fare queste meraviglie. Amici, buonanotte da questo borgo siciliano in provincia di Ragusa. Questa è la festa del grano e domani la seconda giornata. Vi aspettiamo qui domenica pomeriggio 14 giugno.